Ben ritrovati a una nuova puntata di Sport Tigulio, come al solito al giovedì intorno alle 21:10, 21:15, poi in replica in seconda serata alle 23:30 e poi ricordatevi sempre sul canale 85 del venerdì alle 20:50. Questa sera in sommario abbiamo scherma, abbiamo pallanuoto, abbiamo calcio, insomma una puntata che si va insomma preannunciando molto importante anche per gli ospiti che ci sono presenti, e veramente sportivi a carattere nazionale e non solo. Intanto prima saluto Luca Castagnola che ci racconterà. Buonasera a tutti, buonasera. Ciao Luca, insomma la grande pallanuoto con la Prorecco che stravince in Coppa Campione, poi Sì. mi accennavi che forse partirà il Chiavari in Serie B, vittorie del Lavagna 90, insomma hai diverse Il notizie. cappello femminile, sì, c'è un po' da fare il punto, diciamo così, della situazione. Ecco, su Luna Rossa sospendiamo questa sera, ne parleremo la prossima settimana, c'è stato qualche rinvio per problemi del virus, ma Del virus anche là, sì, cominceranno le regate, dovevano cominciare il 6 marzo, sabato 6 marzo, invece cominceranno martedì 10 marzo, sì, qualche giorno di rinvio per un problema di Covid di una persona, quindi però direi niente di particolare. La cosa importante è che sembra che comunque Luna Rossa stia andando bene, ecco, anche nelle condizioni di vento di questo periodo. Hanno fatto, diciamo, un allenamento, si sono incrociati con i neozelandesi, con la barca appunto che difenderà la Coppa America, e un vento di 15-17 nodi, e Luna Rossa non, insomma, è sembrata una barca pari a quella dei neozelandesi, anzi forse appena appena un po' più stabile, quindi un po' più, diciamo, un po' più performante con quel vento. Ecco, ovvio che se viene vento più forte si pensa che la barca neozelandese possa avere un vantaggio, però non è detto. Ecco. So che insomma, gli italiani si stanno preparando molto bene, sono molto preparati. Questo devo riconoscere, che quest'anno veramente hanno fatto le cose proprio bene, proprio nel migliore dei modi. Ecco. Seguiremo nelle prossime puntate, dunque Certo, anche col con nostro Vittorio. esperto Vittorio D'Albertas, che veramente ci dà una grossa mano da questo punto di vista. Allora, vado a presentarvi un graditissimo ospite molto conosciuto dalle nostre parti, si trova a Terni, un pilastro, è stato negli anni lavagnese, Virtus Entella, adesso è a Terni nel campionato di Serie C di calcio, sono primi in classifica, è il nostro Michele Russo. Ciao Michele. Ciao Roby, ciao a tutti, grazie per l'invito. Allora, posso dire nostro, no Michele, considerando la Liguria il nostro comprensorio? Beh sì, assolutamente sì, mi sento ligure in tutto e per tutto. Ecco, intanto poi entriamo un pochino più nel dettaglio. Intanto come stai, come va? So che stai diventando per la terza volta papà, perciò auguri fin d'ora, insieme a Nicole, a Matilde, a giugno mi dicevi. A giugno sì, nascerà un terzo maschietto, quindi siamo molto felici, Roby, grazie. E salutiamo già la futura mamma, ma già mamma di appunto due bimbi sta andando molto bene la Ternana. Sì, stiamo andando molto bene, Roby, poi bisogna continuare su questa strada perché il campionato comunque è ancora lungo, mancano 10 partite, 11 per noi che dobbiamo recuperare una partita che causa Covid non abbiamo giocato, però sì, dai, la squadra è forte, è un gruppo molto compatto, molto unito, con il quale si lavora molto bene, quindi è una soddisfazione. Bene, allora dal campione del calcio andiamo ai campioni della nostra scherma chiavarese, due azzurri possiamo dire. Intanto, insomma, l'appuntamento di questa sera con loro è stata soprattutto questa nomina di recente di Giovanni Falcini, che è presidente diventato della Federazione Italiana Scherma della Regione Liguria. Ciao Giovanni.
Ciao, buonasera a tutti e grazie per l'invito. Ecco, sei appena arrivato dalla palestra, hai un impegno in più in mezzo a tanti altri. Eh sì, è un impegno, come si suol dire, diciamo, oneri e onori. Ovviamente mi fa piacere essere diventato presidente del Comitato regionale Ligure. Allo stesso tempo ci sono, soprattutto in questo momento dove dove si sta parlando di una ripartenza di gare, ovviamente l'impegno sicuramente è molto alto, però di positivo c'è da dire che qui in Liguria c'è una compattezza tra le società che non sono tantissime, in tutta la Liguria sono 11 le società di scherma e grazie anche diciamo, al mio predecessore che era Giampiero Martelli, che era di Spezia, è sempre riuscito a mantenere unito il gruppo e quindi già quando hai un ambiente dove si va d'accordo diventa più facile riuscire a fare diciamo, le cose e quindi a breve adesso cercheremo di mettere giù un calendario di gare regionali e entro il mese di aprile partiremo appunto con le gare. Il problema principale sono tanti, diciamo, uno è soprattutto quello di preservare la salute e quindi ci sono ovviamente delle normative, dei protocolli che dobbiamo rispettare. Il più importante è quello che i ragazzi devono venire con un tampone, un po' come nel calcio, credo, che sia fatto entro le 48 ore precedenti, dopodiché bisogna trovare le strutture, cioè il problema più grosso è quello degli impianti, trovare gli spazi perché abbiamo bisogno di spazi maggiori, già era difficile prima, quindi adesso lo è ancora di più. Allora, Giovanni, parleremo di questo nuovo incarico, di queste 11 squadre che formano la squadra Ligure per quanto riguarda appunto la federazione di scherma, ma non tralasceremo anche un pochino il tuo impegno della Chiavari Scherma invece. Ma vicino a Giovanni abbiamo questa sera il campione Giacomo Falcini. Ciao Giacomo. Ciao, buonasera a tutti, grazie dell'invito. E lui è maestro azzurro di scherma spada femminile, perciò per quello che ha carattere nazionale e internazionali è Giacomo. Sì, diciamo che ormai da 3 anni ho iniziato il mio percorso con la nazionale, ho fatto circa 1 anno e mezzo con le giovanili e poi sono stato proiettato, diciamo, nello scenario assoluto e seguendo appunto il settore femminile della spada. E adesso chiaramente siamo, causa Covid, come tutti fermi da un bel po' e abbiamo fatto un bel periodo ricco di emozioni con l'anno di qualifica olimpica che per fortuna diciamo, ci ha fatto qualificare prima di questo stop perché altrimenti avremmo vissuto tutto questo anno con una maggiore tensione. Adesso dovremmo ripartire a metà marzo con l'ultima prova di qualifica che manca e con tutti appunto le difficoltà legate appunto a viaggiare e quant'altro, però sembra si possa ripartire dai finalmente. Bene Giacomo, allora intanto grazie di questo incontro, cercheremo così di ripercorrere un pochino la vostra carriera sportiva che è ancora piena in mezzo a tanti momenti sportivi. Tra l'altro, visto che abbiamo Giovanni con questo nuovo ruolo di presidente della federazione, direi che a questi due ragazzi, Calatina e Ruolo, sia Giacomo che Michele, bisogna fare i complimenti, ragazzi nati, cresciuti dalle nostre parti e si stanno veramente comportando benissimo. È vero Giovanni? Sì, è vero, ovviamente bisogna fare appunto i complimenti sia a Miki che a Giacomo, positivo, oltretutto sentiva appunto Miki ha avuto delle esperienze con l'Entel in passato, adesso a Terni che è una città ci accomuna, nel senso che anche lì esiste una società che appunto di Scherma, che è la Ternana stessa, che organizza diversi eventi e quindi a maggior ragione c'è ancora un ulteriore connubio tra diciamo, la Liguria e Terni e speriamo che loro riescano a ritornare in Serie B, preservando anche l'Entella che speriamo che resti anche lei in Serie B e nello stesso tempo
facciamo ancora gli auguri di crescita sia a Miki che a Giacomo, nella speranza che portino il nome di Chiavari del nostro territorio in giro per il mondo. Luca, con la parola tua questa sera, avere Miki e Giacomo. Miki, insomma, è stato un pilastro dell'Entella, proprio della prima promozione dalla C alla B, quindi Miki, insomma, è un po' in tutti i nostri cuori, ecco, perché ce lo ricordiamo tutti nel caso sul campo dell'Entella, quando da marcatore implacabile qual era in quell'anno, insomma, è riuscito veramente a dare una spinta con tutti i suoi compagni a questa squadra per conquistare quella promozione fantastica, importantissima in Serie B, quindi niente da dire. Ecco, per la Scherma, la tradizione, diciamo, chiavarese della Scherma c'è sempre stata, ecco, una tradizione che io mi ricordo quando ero ragazzo, non ho mai fatto Scherma, però c'erano dei miei compagni che comunque conquistavano i titoli, insomma, a livello nazionale, internazionale, quindi Giacomo è una continuazione di questa grande scuola schermistica di Chiavari, ecco, col professor Spano, ecco, io mi ricordo che a quei tempi era il professor Spano, ecco, mi sembra che fosse, diciamo, l'allenatore, campione italiano master anche più volte, ecco, quindi diciamo che insomma, è bello sentire che un chiavarese è presidente della Federazione Scherma Liguria, che quindi è comunque, anche se sono 11 squadre, è comunque un titolo importante, perché la Federazione Ligure, come sappiamo, è importante, c'ha degli atleti anche che sono andati alle Olimpiadi recentemente, quindi insomma è un titolo importante, che c'è un atleta, ci sono atleti come Giacomo Felcini che tengono alto il nome della Scherma chiavarese, diciamo, non solo dalla parte dirigenziale, ma anche dalla parte dirigenziale, ma proprio sulla pedana, ecco, di combattimento, e Miki che si sta facendo onore con la Ternana, che sta giocando un ottimo campionato, e quindi insomma sono atleti del nostro Tigullio che stanno portando, come diceva Giovanni prima, stanno tenendo alto il nome del Tigullio dove vanno nelle gare che fanno, e quindi a livello nazionale e internazionale. Miki, cosa dici di questa foto? Ne parliamo subito, così poi parleremo magari dell'Entella di oggi. Beh, è un'emozione, Roby, vedere, ogni tanto mi capita di rivedere queste immagini e come si fa a non emozionarsi, ricordando Era quel cos'era? Il ritorno, 4 maggio 2014? era il 14 mi sembra, 14. o 4, non mi ricordo, 4 Roby, maggio. forse. No, era 4 4, maggio 2014. 4, 5, 14 allora, sì. Sì, Piazza Mazzini, eccola lì. sì, Quella è Piazza Piazza Mazzini, Mazzini, quando è arrivato il il ritorno. pullman dalla trasferta. Di ritorno da Cremona, sì, Sì. è una trasferta indimenticabile. Poi anche per come è venuta quella promozione, che al 45esimo eravamo sotto 1-0, sembrava ci fossimo mangiati ormai il campionato, che a 5-6 partite dalla fine ormai sembrava chiuso, e invece erano riusciti a rimontarci i punti che avevamo di vantaggio, e poi siamo dovuti giocare il tutto per tutto nell'ultima giornata, vincendo quella partita che, ripeto, al 45esimo stavamo perdendo 1-0, quindi abbiamo dovuto rimontare tutto nel secondo tempo. Poi Troiano e Staiti, no? Esatto, ha fatto gol Miki Troiano l'1-1 e poi Staiti ha fatto il gol della promozione storica. Cosa ti ricordi di quel viaggio di ritorno da Cremona? Non posso dire proprio tutto, Robby, di cosa mi ricordo di quello lì. No, beh, la gioia Ma è mi ricordo immensa. che in piazza poi, quando siete arrivati, veramente non so se vi potevate aspettare una cosa del genere quella sera. No, così tanto no, effettivamente. Non mi aspettavo così tanto calore, così tanto entusiasmo. Però è stato veramente bello, e ti ripeto, vedere le immagini mi emoziona ancora adesso.
Invece dal calcio poi ritorneremo a parlare dell'Entella, sperando che Micchi porti un po' anche di fortuna in questa annata che è difficile e complicata. Invece con Giacomo c'è questa foto che vorrei che mi raccontasse un pochino, perché qua c'è un pezzo di storia nazionale. Questo è un bronzo al campionato del mondo che abbiamo disputato a Budapest. E era praticamente all'inizio della qualifica olimpica, quindi è stata, diciamo, una gara fondamentale per la nostra qualificazione a Tokyo, perché a punteggio raddoppiato rispetto alle altre competizioni, e siamo riusciti, diciamo, con non poche difficoltà ad arrivare a questo bronzo. Diciamo che c'è stato un incontro molto molto difficile subito contro la Germania, dove eravamo praticamente in svantaggio di un punto fino agli ultimi secondi, poi grazie a Rossella Fiammingo, che è un po' il capitano della squadra, assieme a Mara Navarria, che era un atleta che fino all'anno scorso era iscritta alla società di Rapallo, adesso poi è tornata su a Udine, nelle sue terre di origine. Comunque, in buona sostanza, siamo riusciti poi a portare a casa questo incontro un po' in maniera roccambolesca, come si suol dire, con la Germania, e quindi passata un po' quella tensione dell'eliminazione iniziale, siamo riusciti poi ad andare a prenderci questa medaglia che ha valso gran parte appunto della qualifica. Ecco, qua chiaramente Giacomo sei già nel tuo ruolo di maestro, è vero? Sì, praticamente sì, nello staff tecnico, dove c'è il commissario tecnico che appunto è il, diciamo, direttore tecnico sia del settore maschile che femminile, poi ci sono vari tecnici, tra i quali ci sono io, che appunto seguo la squadra femminile. Ecco, la tua carriera, ci vuoi raccontare un pochino quando inizia? Inizia subito a 20 anni con una grande vittoria ai mondiali, però sicuramente c'è stato un inizio molto prima, no? Per arrivare a 20 anni sul podio. Diciamo che il fatto che appunto mio papà facesse scherma ha fatto sì che fino proprio da piccolo, a 5-6 anni, andassi in palestra, per cui poi è iniziato tutto molto presto. Poi chiaramente, come avviene per tutti gli atleti di qualsiasi sport, c'è tutta la fase iniziale nei settori giovanili, quindi da noi nella scherma c'è una grossa attenzione proprio sull'aspetto agonistico dei settori anche under 14, quindi si iniziano le prime gare nazionali. Avevo vinto il campionato nazionale di categoria, appunto, stiamo parlando di preistoria, comunque anni 90, poi da lì chiaramente arrivano le prime convocazioni con le nazionali giovanili, e ho disputato 6 campionati del mondo nelle giovanili, e poi abbiamo fatto un bronzo individuale nel 2000, poi nel 2001 appunto questo oro. E da lì chiaramente poi parte anche tutta diciamo, il proseguimento della carriera nell'assoluto. Ho fatto parte della nazionale assoluta per anche di 7-8 anni, e non sono mai riuscito, diciamo, mi sono fermato a livello europeo, universiadi, quindi non sono mai riuscito ad entrare nella prima squadra, che poi è quella che va a disputare i mondiali e le Olimpiadi. Per cui probabilmente anche un po' per questo, diciamo, sono rimasto nel circuito come tecnico, e quindi l'idea di poter magari partecipare alle Olimpiadi magari in un'altra veste è sicuramente da stimolo. Ecco, Ecco, poi ne parleremo. scusa Sì? Giacomo, posso fare una domanda a Giacomo? Vai. Qual è la tua arma preferita? Allora, È quella che insomma dove hai ottenuto i risultati migliori? è una bella domanda, nel senso che allora, le armi chiaramente sono 3. Noi Sono le 3, esatto. spada, fioretto e sciabola. Tendenzialmente si inizia dal fioretto perché offre una crescita tecnica maggiore rispetto alle altre. Io ero partito da quella, ed è quella che in realtà mi ha sempre affascinato un po' di più. Poi però i risultati sono arrivati nella spada,
nella spada. E quindi poi mi sono specializzato più in quella, però non nego che anche adesso quando insegno in palestra il fioretto rimane sempre un po' quella che mi appassiona di più, e quindi nonostante poi diciamo sia un po' più specializzato nel settore spada, rimango ancora legato emotivamente al fioretto. Bene, grazie. Grazie a te. Miki, racconta un pochino di questi ultimi anni a Terni, con i colori verdi e rossi. Sì, intanto vedere questa foto col pubblico mi emoziona perché, perché non essendo più abituato è una cosa che veramente manca tanto. Allora, io sono arrivato a Terni 2 anni fa, ormai 3 stagioni calcistiche fa, quindi questa sarebbe la terza stagione calcistica che faccio. Sono arrivato a gennaio dopo i primi 6 mesi che avevo fatto a Siena, dopo Padova, dopo aver vinto il campionato col Padova, avevo fatto 6 mesi a Siena e poi sono venuto qui a Terni, dove c'era un progetto che mi affascinava molto. Addirittura sembrava si dovesse vincere il campionato subito, poi come ben sai le cose tra il dire e il fare c'è bisogno di tempo, c'è bisogno di costruire e di lavorare nel calcio come nella scherma, come in qualsiasi ambito sportivo. E quindi sono passati comunque 3 anni, ora stiamo lottando per la promozione, nella speranza di continuare a fare quello che abbiamo fatto finora. Ecco, invece dimmi un po' questa foto e questa tua gioia, perché ho letto di un gol da 25 metri, se non sbagli è questa foto, in Ternana Potenza 1-0. Sì, esatto, anche questo è stato un momento molto emozionante. Questa è la corsa che ho fatto sotto a mia moglie e i miei figli che erano lì a vedere la partita. È un gol che ha praticamente chiuso la partita perché mancavano 10 minuti, eravamo sullo 0-0. Un gol tra l'altro appunto molto, molto bello. Mi hanno preso in giro per una vita dicendo che volevo spazzare quel pallone, invece mi è finito sotto l'incrocio. Ci ridiamo ancora adesso. Però sì, ecco, anche queste erano delle foto a cui tengo di più, ecco. Però ecco, questo tuo gol significa che ogni tanto bisogna anche tirare in porta, perché a volte si vuole arrivare in porta col pallone proprio accompagnato quasi, ma anche da fuori bisogna anche un po' tirare, tentarci. Beh, sì, a mio gusto poi i gol, quelli da lontano, sono forse più belli. Ecco, tu invece, Miki, c'è stato... Allora, tu hai iniziato da piccolino, chiaramente, no? Forse mi parlavi addirittura da Comini a Lentella. Sì, io ho iniziato a 6 anni con Gianni lì in Colmatamare con Lentella, e poi ho fatto tutte le giovanili a Chiavari, lì in Colmata, quando il campo era ancora in terra battuta e quando veniva mareggiata, la metà campo dal lato mare era impraticabile. E poi ero un bambino, praticamente avevo 15 anni, ero un ragazzino, sono andato via a Brescia, sono andato 2 anni nelle giovanili del Brescia, e poi sono arrivato a Lavagna, in Serie D a Lavagnese, e da lì ho iniziato il mio percorso con i grandi. E hai fatto belli anni a Lavagna, altrettanto belli a Chiavari poi. Sì, assolutamente. Poi fortunatamente ogni anno mi ha dato delle soddisfazioni, sia dal punto di vista sportivo che dal punto di vista umano. Ho conosciuto
delle persone con dei valori importanti che poi sono quelli che ti porti avanti nella vita, ecco. Giovanni, visto che siamo nelle foto, questa è Sì. proprio una bella foto. Sì, questa era una gara a squadre, ora non mi ricordo come fosse andata perché diciamo che la zavorra della squadra sono io, nel senso che mi hanno obbligato, diciamo, a fare delle gare nonostante appunto sono campionati italiani, si tirava con ragazzi giovani, però ovviamente il piacere di avere disputato una gara insieme a mio figlio sicuramente è una bella soddisfazione, quindi sono ricordi positivi. Ecco, parliamo un pochino, Giovanni, della chiave di scherma, il presidente Nicola Orecchia, che salutiamo. Insomma, come state facendo in questi mesi? Ma fortunatamente diciamo che siamo stati declassati in sport non di contatto e questo ci ha permesso, a differenza di altre discipline, di poter essere operativi con tutte diciamo, le regole, il rispetto delle regole, e quindi attualmente continuiamo a svolgere l'attività nella nostra palestra, che è sempre quella, diciamo, dell'ex palestra del liceo classico, diciamo, che è in via del Pino. E abbiamo dovuto ridurre, diciamo, il numero degli atleti in base agli orari, perché proprio per le normative, in base alle metrature, non possono, diciamo, essere presenti più di un certo numero di ragazzi. Questo ho visto che comunque, soprattutto per i ragazzi, avere la possibilità anche in questi momenti, anche se sono in numero minore di quello che normalmente erano, però di continuare a fare gli allenamenti ed avere un momento per trovarsi assieme, indipendentemente dall'aspetto sportivo, e soprattutto anche molto positivo per l'aspetto, diciamo, sociale, il fatto che possano di nuovo ritrovarsi, che possano parlare, quindi ho ritrovato in loro la gioia di stare assieme. In effetti la cosa più difficile in questo momento è il fatto di non avere contatti. Quindi abbiamo dovuto allungare un attimino gli orari, dividendoli in gruppi, e soprattutto la difficoltà poi più importante è quella che siamo obbligati, finito ogni allenamento, diciamo, a sanificare l'ambiente. Quindi questo sicuramente comporta sia tempo che costi maggiori, però ripeto, il fatto di poter essere aperti, di poter svolgere l'attività, sicuramente è stata una cosa molto positiva. Oltretutto ho avuto il piacere di sentire da Luca rinominare il mio maestro, che è stato un po' il maestro fondatore della chiave di scherma nel 67, che era un professore di educazione fisica che credo tantissimi chiavaresi hanno avuto il piacere di conoscere, che è Aldo Spano, e quindi diciamo, se la chiave di scherma oggi è quello che è un grosso merito, va sicuramente riconosciuto a Spano, che è stato il primo maestro della società di Chiavari. Luca, allora facciamo un pochino il punto della pallanuoto. Allora, pallanuoto, allora, si sta giocando la Coppa dei Campioni di pallanuoto, ci sono 3 squadre italiane, la Prorecco, il Brescia e l'Ortigia. La Prorecco sta vincendo tutte le partite, come abbiamo detto ieri ha stravinto contro lo Jug Dubrovnik per 18-3, quindi è come sono in una partita di Coppa dei Campioni, un punteggio anche abbastanza strano, ecco, perché c'è un divario così, non è sempre facile da trovare, soprattutto con lo Jug Dubrovnik, che dovrebbe essere una concorrente della Prorecco per la vittoria finale, quindi un punteggio in cui veramente la Prorecco ha dimostrato di essere, insomma, una forza, una vera forza, ecco. Oggi ha vinto per 10-8 contro il Marsiglia, faticando un po', però stanno giocando tante partite tutti i giorni, una partita al giorno, quindi comincia magari in certi momenti a esserci un po' di stanchezza, quindi però questo non dicevamo, comunque la Prorecco dovrebbe riuscire a vincere tutte le partite di questa fase per poi accedere alle fasi, diciamo, finali.
Bene anche il Brescia, che ha vinto 2 partite nel girone di Budapest, un po' meno l'Ortigia, perché l'Ortigia ha perso le prime 2, quindi bisognerà vedere se poi riuscirà a vincere le ultime 2 partite per passare poi alla fase finale della Coppa, però avranno qualche problema senz'altro. Per quanto riguarda la pallanuoto di casa nostra, il Lavagna 90 ha vinto per 15-10 contro l'Arenzano, quindi si è portato al terzo posto in classifica nel girone dietro a Camogli e Bogliasco con 6 punti. Deve mantenere adesso la posizione della prossima partita che giocherà contro la Crociera in trasferta, perché questa posizione poi per rimanere intanto a contatto con le prime 2 posizioni del Camogli e del Bogliasco, per vedere se si potesse approfittare di un passo falso di una delle 2 e andare ai playoff. Se no, però, altrimenti rimanere in terza posizione per guadagnare la migliore posizione in classifica per poi i play-out salvezza. Ecco, comunque una Lavagna che ha dimostrato contro l'Arenzano solidità, diciamo nel primo e nel terzo tempo ha fatto la differenza, e pertanto diciamo che un Lavagna che ha giocato una bella partita. Poi chi ha seguito la telecronaca su Telepace la può aver anche visto con i propri occhi, ecco. Per quanto riguarda invece Lavagna, Rapallo, la 2 femminile, Rapallo giocherà il 7 marzo alle 15 nella piscina di Rapallo, mentre invece il Chiavari andrà ad affrontare il Piacenza il sabato 6 marzo, sperando che non ci siano, che a Piacenza non abbiano problemi di Covid, come invece hanno avuto a Reggio Emilia la Reggiana, che non è potuta venire a Chiavari a giocare due sabati fa. Allora, dopo il punto di Luca sulla pallanuoto, riandrei con Michele. Michele, tra l'altro, parliamo un attimo ancora della partita in settimana di martedì, che ha visto la Virtus Entella Lecce 0-0. C'è stata una grande partita, soprattutto una grande parata di Alessandro Russo. Ma insomma, siete un omonimo oppure c'è una parentela? No, è solo un omonimo, Robby, no, non c'è una parentela e purtroppo non ho avuto neanche l'opportunità di conoscerlo ancora. Però ho sentito che ha fatto una parata che ha salvato il risultato e ho sentito anche parlare un gran bene di questo ragazzo. Ecco, vediamo, così la vediamo il servizio. Lecce Virtus Entella e ritorniamo in studio. Non era facile strappare un punto dalla trasferta in Puglia, ma i biancocelesti, pur soffrendo, ci sono riusciti portando a casa un pareggio importante che in trasferta mancava da dicembre. La Virtus Entella è scesa in campo al Via del Mare compatta e determinata. Vivarini ha confermato gran parte della squadra vista in campo contro il Brescia. Dopo 10 minuti di gioco la prima occasione per il Lecce con un colpo di testa di Pettinari su corner, ma non impensierisce Russo, che si fa trovare pronto anche quando si presenta in area Pablo Rodriguez. Grande prestazione tra i pali del portiere dell'Entella, che si ripete al 21esimo su una conclusione di testa di Maggio in piena area di rigore. Il Lecce fallisce una clamorosa palla gol con Pettinari, che servito da Mancosu calcia altissimo. Ci riprova l'attaccante giallorosso, stavolta in diagonale, ma trova ancora l'estremo difensore biancoceleste a negargli la rete. L'Entella reagisce, prova con Brunori, che calcia da posizione defilata, ma il pallone termina alto sopra la traversa. Al 39esimo Pippo Costa tira un sinistro potente che Gabriel blocca. È l'ultima occasione del primo tempo che ha visto l'Entella capace di fermare ogni offensiva avversaria. Nella ripresa si ripete lo scenario, arrivano i primi cambi biancocelesti a centrocampo, fuori Brescianini e Paolucci, dentro Settembrini e Nizzetto. Pochi minuti dopo Vivarini è costretto a sostituire Chiosa con Poli per infortunio, mentre in attacco è Capello a prendere il posto di Matteo Mancosu. Al 73esimo l'Entella prova a sorprendere il Lecce in contropiede con Schenetti, che trova Nizzetto a rimorchio, ma il tiro finisce alto. Ci prova anche Costa da lontanissima a 5 minuti dalla fine, ma la vera giocata la compie Russo all'88esimo. Stepinski salta più alto di tutti e colpisce di testa a botta sicura. Il portiere chiavarese devia in angolo. Dopo 7 minuti di recupero l'arbitro fischia la fine. 0-0 il finale ed un punto prezioso per la Virtus Entella. Soddisfatto il mister Vivarini, che ha fatto i complimenti alla squadra. Abbiamo dimostrato di essere sul pezzo, giocando una
una grande gara con il cuore, sacrificio e l'intelligenza tattica. Penso che oggi abbiamo dato prima di tutto una risposta a noi stessi, ha concluso il mister biancoceleste in attesa di tornare nuovamente in campo. Sabato al Comunale arriva l'Ascoli. Ecco, ci siamo di nuovo in studio. Michele, cosa dici di questa Virtus Entella? È stata anche tante partite sfortunata, io dico così. Tu come la pensi? Sì, e poi ha avuto anche un sacco di infortuni negli uomini chiave, che poi è una squadra che è stata allestita per salvarsi. Quando ti vengono a mancare delle componenti importanti all'interno di un gruppo, è sempre difficile. Però comunque nulla è ancora detto, nel senso che i punti a disposizione per risalire ci sono. Il gruppo comunque, ripeto, è un gruppo formato bene, a mio avviso, e comunque anche il pareggio di Lecce dimostra che è una squadra viva e in salute. Sì, il consiglio è di non mollare di 1 millimetro fino all'ultimo minuto del campionato, giusto? Sì, assolutamente. Poi ora avranno uno scontro diretto con l'Ascoli, gli dà l'opportunità di poter vincere e di ritornare in piena corsa per la salvezza. Giacomo, com'è la tua giornata oggi per quanto riguarda la scherma, gli impegni? Diciamo che nella quotidianità chiaramente c'è la Chiavari Scherma, dove con mia moglie Jessica ci dedichiamo al gruppo degli under, del gruppo dei più piccoli, e chiaramente causa restrizioni Covid abbiamo dovuto interrompere le lezioni con il gruppo degli under 10. Questo ha creato un pochettino di difficoltà, perché chiaramente le lezioni cerchiamo di mantenere sempre attivo il servizio nei confronti anche di questi atleti, però chiaramente facendo appunto lezioni via Zoom e quant'altro, solo che chiaramente essendo piccolini è un po' più difficoltoso mantenere alto l'entusiasmo, quindi speriamo si possa a breve ritornare poi a pieno regime. E quindi nella quotidianità, anche se poi come dicevamo prima, gli impegni nazionali mi tolgono un po' di tempo, per cui poi il grosso lo fa sempre mio padre Giovanni, con i gruppi anche dei più grandi che gestisce ormai quasi esclusivamente lui, e poi periodicamente, circa una settimana al mese, facciamo dei raduni con la nazionale, e adesso a breve si spera ripartano anche poi le competizioni, quindi questo è quanto. Per quanto riguarda poi la mia carriera da atleta, diciamo che ormai sono anni che facciamo giusto le competizioni a squadre, un po' per divertirci, un po' per tenere comunque vivo anche sullo scenario nazionale la Chiavari Scherma, diciamo così. E dimmi un po', il papà Giovanni cosa dice? Papà Giovanni cosa dice? Cosa dici, Giovanni? Io? Niente, che sono sicuramente, diciamo, una situazione sicuramente bella, piacevole di poter lavorare con un figlio, con una nuora in palestra. I ragazzini, voglio dire, li vediamo appunto crescere. Speriamo che, come si diceva prima, che si possa ritornare al più presto alla normalità. Ora, un altro dato positivo è il fatto della bella stagione, quindi possiamo magari prevedere più avanti di riprendere anche l'attività all'aperto, quindi questo ci permette perlomeno magari di non proprio fare le cose che si possono fare in palestra, ma di ritornare, diciamo, a poter lavorare con un numero maggiore di ragazzi. E poi adesso vedremo un attimino il proseguio anche dell'evoluzione di questo Covid. Difatti fare programmi è sempre molto difficile finché la situazione non ritornerà alla normalità. Comunque l'impegno c'è sempre, vediamo anche che nei ragazzi, come dicevo prima, c'è la voglia di fare, e questo credo che sia poi la cosa più bella per chi insegna, quindi vedere
diciamo, nei ragazzi la voglia di apprendere, di stare assieme, questo indipendentemente che poi sia la scherma, sia il calcio, sia la pallacanestro o quant'altro. Credo che in momenti così difficili avere un impegno, diciamo, in uno sport, in una disciplina, aiuta tantissimo, perché distoglie un attimino i ragazzi, li toglie un pochettino da quelli che sono i problemi della quotidianità, che purtroppo sono tanti. Quindi speriamo appunto che le cose vadano a migliorare. Ecco, a proposito di papà, Miki, abbiamo il papà Massimo, che lui ha un ruolo come tutor dei ragazzi giovani della Virtus Entella e in più è referente per la parte, il settore femminile, che sta andando molto bene, sempre di anno in anno stanno aumentando anche come passione. Abbiamo sentito anche nel nostro comprensorio che stanno aumentando i settori femminili. Avevamo la scorsa settimana il Selti Levante, ho visto anche Riva Samba. Cosa tu segui? Cosa dice papà? Sicuramente sarà diverso tempo che non viene a Terni, io non so come va. Sì, sì, lui si è appassionato molto adesso a questo impegno. Poi aveva già fatto esperienza con la pallavolo lui nell'ambito femminile, perché come sai ha sempre allenato la femminile di pallavolo, quindi probabilmente gli mancava, ecco, avere a che fare con l'ambiente femminile nello sport. Ora si è appassionato molto a questo movimento che è in ascesa a livello nazionale. Fortunatamente è uno sport che ora sta avendo un grande successo, dicevamo prima, anche grazie ai mondiali che hanno un po' rilanciato quello che in altre parti del mondo è uno sport comunque molto seguito, ma che in Italia ha sempre avuto difficoltà. Vi sentite? Si informa? Tu ti informi? Come va? Sì, beh, certo. Con papà ci sentiamo quotidianamente. Ora purtroppo non lo vedo da Natale, quando io sono riuscito a salire su a Chiavari, però ecco, il contatto è quotidiano. Luca, fai un inciso sulla Luna Rossa e diamo appuntamento allora dopo il 10. Più che altro Luna Rossa, appunto, si riparte con le regate il 10 di marzo. Io ho seguito un po' in questo periodo i social, cosa dicono, soprattutto ho seguito appunto le trasmissioni del nostro collaboratore esperto Vittorio D'Albertas, e insomma è una sfida che si preannuncia, come si può dire, abbastanza equilibrata, ecco, mentre sono due barche con due concetti diversi. La barca neozelandese, che è chiamata Te Reutai, è una barca molto molto estrema. Addirittura qualcuno ha pensato che la regola di queste barche, di stazza di queste barche, l'abbiano pensata proprio in funzione della coppa, cioè che questa barca i neozelandesi l'avessero, non dico già pronta, però avessero già idea di che barca fare, e poi hanno scritto la regola in base alla barca che pensavano poi di proporre nella Coppa America, ecco, con un notevole vantaggio rispetto agli avversari, ovviamente. Alcuni hanno pensato anche questo, ora non so se questo sia vero, ecco. Però senz'altro, come dicevamo, la barca neozelandese è una barca molto estrema e in condizioni di vento non fortissimo. Teniamo conto che ci sono dei range in cui si può regattare, mi sembra dai 6 nodi di vento ai 23, non di più, ecco. Poi se si parte la regata con il vento entro 23 nodi, aumenta un po' di qualche nodo, a quel punto
la regata continua ad andare avanti, almeno che non assuma delle velocità tali che le barche non possono più essere controllate. In un range di vento, diciamo, fino ai 17-18 nodi, Luna Rossa sembra essere molto performante e quindi in grado di impensierire parecchio i neozelandesi, ecco, che non sono proprio tranquilli. Di solito sono molto più tranquilli prima delle sfide importanti, prima delle sfide decisive sono molto più tranquilli i neozelandesi. Quest'anno non lo sono proprio, ecco. Allora, vedremo come andrà a finire. Vedremo come andrà a finire. Siamo abbastanza, siamo ormai alla fine. Io vorrei intanto così una domanda tra Miki e Giacomo, uno con l'altro. Intanto io do una notizia, così voi la pensate. Do una notizia di questi termini, che a Genova proprio ieri sera, in occasione del derby, è stata praticamente una targa dedicata alla tribuna stampa di Luigi Ferraris a due grandi giornalisti, Gianluigi Corti ed Alfredo Provenzali, in ricordo di due grandi appunto giornalisti che hanno amato e raccontato Genova e lo sport. Ecco, in questo caso saluto anche Michele, il figlio di Gianluigi, che con Stelle dello Sport, insomma, si stanno con Marco Calai molto interessati sempre sullo sport genovese, ligure, sono molto bravi, perciò li saluto, e l'occasione è stata appunto di ricordare questa intitolazione del tribuna stampa del Ferraris di Genova. Allora, Michele, cosa chiederesti a un campione della scherma? Sai cosa chiederei? Ci stavo pensando prima. Cosa pensi quando senti parlare di calcio a livello di Serie C o Serie B? Cosa pensa un schermitore, abbiamo capito che si dice, che ha vinto medaglie d'oro agli europei e ha vinto medaglie d'oro a livello internazionale, e sente parlare del calcio come se fosse, ecco, una cosa al di sopra di tutto, perché adesso do merito a te come a tanti altri schermitori che magari non sono stati sotto le luci dei riflettori, come magari lo è stato un calciatore che ha vissuto, secondo me, una umile carriera rispetto a quello che invece potrebbe essere la carriera di uno schermitore a livello internazionale, come lo sei stato te. Vai Giacomo. Sì, tendenzialmente penso che poi ogni sport, quindi ogni atleta abbia il percorso che lo sport stesso delinea un po', nel senso che il calcio nel nostro paese chiaramente è lo sport principe, per cui di conseguenza è più praticato, non è così scontato emergere, per cui poi alla fine bisogna fare i dovuti paragoni, per cui magari un calciatore appunto di serie minore, magari serie B, serie C, ha sicuramente fatto una gavetta paragonabile a tutti gli effetti a quella che può fare uno schermitore che raggiunge i vertici magari internazionali. Quindi penso che poi alla fine è chiaro che magari se uno va a vedere poi l'aspetto di notorietà / economico, è chiaro che magari quello che un calciatore può ottenere partecipando a un campionato appunto di Serie B, Serie C, uno schermitore lo può ottenere solo vincendo magari una medaglia alle Olimpiadi, però questo secondo me è un aspetto che deve rimanere comunque un po' estraneo a quello che è lo sport in senso stretto, nel senso che quello che ci insegna lo sport è fare quello che ci piace nel migliore dei modi, e la passione per il sacrificio e la passione per i valori, quindi diciamo penso che non ci siano grosse differenze, no, tra
i vari sportivi di tutte le discipline. Queste qua. Chiaro, certo. Bene, Poi allora intanto che Giacomo insegna. ti prepari una domanda per Miki, noi ci salutiamo. Giovanni, ci teniamo in contatto. Ora, tu sei un presidente che a livello di federazione sei per la continuità oppure hai dei progetti diversi dai precedenti? Ma guarda, è un'esperienza nuova, quindi la prima cosa è quello di far bene. Poi adesso c'è il primo mandato, di solito appunto i mandati delle federazioni vanno di pari passo ai quadrienni olimpici, quindi partiamo già con un mandato un pochettino più corto. Gli impegni saranno molti, tra i quali proprio l'anno in cui dovrei concludere il mandato, che è il 2024, ci sarà anche, diciamo, un evento molto importante, cioè nel senso che Genova sarà capitale europea dello sport, e quindi stiamo già pensando insieme alle altre società liguri per quella data di riuscire a organizzare un evento importante che diciamo dia lustro e mette in luce un attimino la nostra disciplina, che è appunto quella della scherma. Poi su quello che sarà il futuro, come dicevo, adesso vediamo appunto di far bene adesso, dopodiché vedremo il proseguo, ecco, vedremo se appunto, come dicevo Giacomo, sarò sempre ancora sposato o sarò divorziato, ecco, quindi vedremo questo, dai. Mi raccomando. No, certo, no, sicuramente. Allora, grazie Giovanni e bocca al lupo per questa nuova, insomma, questo nuovo ruolo di presidente della Feder Scherma Regione Liguria. Luca, noi ci vediamo la prossima settimana, vedrai un po' tu. E la Bagna 90 dove gioca? Non gioca, questo qui, siccome giocano ogni 15 giorni per il discorso appunto Covid, tamponi, eccetera, questa settimana non gioca, giocherà poi il 13 marzo. Bene, allora finiamo con la domanda di Giacomo, campione della Scherma al campione del calcio di Miki Russo. Vado sul facile, progetti a breve, progetti a lungo termine, dai. Ma intanto appunto, come dicevamo prima, divento papà a giugno, quindi per la terza volta, quindi ma scusa se ti interrompo, ma cos'hai, 3 maschi o questo sarebbe... No, questo sarebbe il secondo maschio, in mezzo c'è una bambina, una femmina di 6 anni. No, fortunatamente, perché sennò perché io ho fatto 3 femmine, io ho fatto 3 femmine, quindi ti dicevo questo, no? Magari potevamo combinare, ho detto magari. Non si sa mai. Esatto. Quindi il progetto, ecco, a più breve termine è quello che vada tutto bene, che mio figlio nasca, non si sa ancora dove, se a Terni o a Lavagna, vedremo se rispetta il termine oppure se anticipa. Però ecco, il primo pensiero va alla nascita sua. Progetti a lungo termine, ecco, a me piacerebbe molto rimanere nell'ambiente calcio, perché sento che non mi stufa, sento che mi appassiona sempre di più col passare degli anni, e vorrei trasferire questa mia passione anche ai ragazzi giovani che calcheranno i campi in futuro. Bene, grazie Michele Russo. Giacomo, abbiamo salutato Matilde, Nicola e la mamma Sara per quanto riguarda la famiglia Russo, dobbiamo salutare anche le tue bimbe con i nomi e la mamma. Vai. Allora, sì, andando in ordine, partendo dalla moglie Jessica, poi ci sono le bimbe Rebecca, Rachele e Ludovica, che è la più piccola. Qualcuno ha già cominciato con la scherma? Ma diciamo che aveva iniziato Rebecca, poi appunto questo discorso dell'interruzione dell'Under 10 me la sta orientando, ahimè, sul pattinaggio a rotelle artistico, che invece non chiude, e quindi niente, va un po' adesso, poi ripresa dopo, quando riaprirà la palestra. No, scherzo, chiaramente adesso cerchiamo di farle fare più esperienza possibile, poi quando avrà l'età per decidere, deciderà.
Assolutamente, grazie della bella serata, di questa oretta trascorsa insieme, forse qualche minuto in più. Saluto Giovanni e Giacomo Falcini, rispettivamente presidente della Federscherma della Regione Liguria, e Giacomo maestro azzurro appunto di scherma spada femminile, e Michele Russo, difensore centrale oggi della Ternana. Ciao Luca, noi ci vediamo la prossima settimana. Buonasera a tutti. Buonasera. Buona serata a tutti, all'appuntamento a Sport Liguria giovedì prossimo intorno alle 21:10. Grazie. Ciao a tutti, grazie. Grazie, buonasera.